I due capitani sono Corsino e Fagone che ritorna dopo la squalifica avvenuta contro lo Sciacca. Arenoso disegna un cross, c'è un fallo, no, c'è calcio d'angolo. Antus. Poi Suarez, il tocco per Torres, posizione regolare, Torres supera Ragone, pallone dentro Belecco. C'è anche da considerare il fatto che l'Atletico Club Palermo, errore qui, Pappalando, palla dentro Torres, ancora un'altra grande opportunità per lo super giovane Castelbuono. Intanto riparte l'Atletico Club Palermo, il pallone in profondità, la conclusione, la rete, e l'Atletico Club Palermo si porta in vantaggio, convinto che Arenoso andrà in porta, perché da quella posizione potrebbe anche farlo. Arenoso in mezzo, Ragone con i pugni, Palleri ha pareggiato il Cianci, Torres 1-1, la rimette sul binario giusto la super giovane Castelbuono. Parte il calcio d'angolo, palla dentro, il completore Grandis, potrebbe girarsi Grandis, Ragone con un miracolo. Parte Belecco, calcio d'angolo, parte il cross, Pennisi, un tiro da biliardo, la conclusione deviata da Morello. Si schierano in tre nell'area di rigore avversaria. Alla destra cercare Torres che la spizza, per colpo di testa, il pallone per Pappalardo, la conclusione, Ragone! Un altro grande intervento da parte del portiere dell'Atletico Club Palermo. Da Punzi, Belecco, allo scambio, Suarez, calcio di rigore per la super giovane Castelbuono. Fischia l'arbitro, la rincorsa da parte di Arenoso, il doppio super giovane Castelbuono, il gol di Arenoso, la ribaltata, la squadra di Bognanni, l'ha ribaltata Federico Arenoso. Passa qui con una grande giocata di Allo, poi attenzione, c'è Franchelli dall'altro versante, Franchelli può coordinarsi e calciare, la mostruosa parata ancora di Ragone, conto alla rovescia, Diallo va in pressione, riesce a recuperare questo pallone, Diallo, calcio di punizione e arriva anche il giallo per Punzi. Punzi, attenzione, che era già ammonito, espulso Punzi, in 9 addirittura l'Athletic Club Palermo, conto alla rovescia, Diallo va in pressione, riesce a recuperare questo pallone, Diallo, calcio di punizione e arriva anche il giallo per Punzi. Punzi, attenzione, che era già ammonito, espulso Punzi. Giannusa le ha provate tutte, attenzione, va via, intanto Diallo, mostruoso Diallo, Ragone, ancora Ragone. Parte la punizione, palla alta e finisce qui la super giovane Castelbuono, e in semifinale batte l'Athletic Club Palermo in rimonta per 2-1 le reti di Torres e Arenoso. È stato un piacere commentare questa gara.